La Giunta regionale nella seduta odierna ha apprezzato l'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti in Sicilia. Contestualmente il Presidente della Regione Renato Schifani, nella qualità di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, ha firmato l'ordinanza che adotta il piano, che prevede 2 termovalorizzatori, uno a Palermo e uno a Catania, 31 impianti di compostaggio, 14 nuovi di cui 6 pubblici, 24 biodigestori, 20 nuovi di cui 11 pubblici, 16 piattaforme, tutte pubbliche di selezione del recupero per la raffinazione, che sostituiranno e miglioreranno i vecchi impianti TMB. Lo prevede il nuovo piano di gestione dei rifiuti, discusso appunto stamattina nella seduta di giunta convocata dal Presidente della Regione. Tra gli obiettivi del piano c'è il recupero del 65% dei rifiuti urbani, l'eliminazione dei trasferimenti dei rifiuti fuori la Sicilia, la riduzione del 40% dei costi di trattamento rispetto a quelli attualmente vigenti, con un risparmio di circa 150 milioni annui, la riduzione del conferimento in discarica, depositando non oltre il 10% di tutti i rifiuti prodotti, rispettando gli obblighi previsti dalla normativa europea. Per la realizzazione dei termovalorizzatori occorreva che la Sicilia fosse quantomeno dotata di un piano rifiuti, cosa che non aveva. Oggi, dopo un lungo iter e tanta attività, lo abbiamo adottato. Da domani si passa alla fase concreta: progettazione, realizzazione, gestione, chiusura delle discariche.